Ciao, benvenuto! Il video di oggi sarà il secondo episodio dedicato alla cartografia. Oggi entriamo un po' più nel merito delle carte, andiamo a vedere quali sono quegli elementi fondamentali da conoscere per leggere in maniera corretta una carta topografica. Buona visione! Le carte topografiche e anche le carte topografiche da escursionismo, quelle classiche che utilizziamo per andare in montagna, vengono realizzate seguendo delle regole, delle convenzioni, per cui bene o male gli elementi all'interno delle carte sono, se non sono proprio uguali, sono molto simili. Quindi quando si imparano e si impara a leggere una carta, poi una qualsiasi carta di un qualsiasi editore sarà bene o male molto simile, quindi sapremo leggere tutte le carte. Quindi è importante conoscere degli elementi, diciamo, base, che si trovano in tutte le carte e che sono per l'appunto fondamentali per la lettura delle stesse. Il primo elemento di cui ti voglio parlare, forse il più importante, è la scala. Il rapporto di scala in una carta è fondamentale, aiuta a capire se la scala è di poco o di molto dettaglio. Scale grandi, ovvero con denominatore piccolo, definiscono una carta di molto dettaglio, ad esempio l'1 a 10.000. Scale invece piccole, cioè col denominatore grande, come ad esempio una scala all'1 al 100.000, sono scale di poco dettaglio. Inoltre la scala è molto importante, bisogna sapere come funziona, perché il rapporto di scala definisce le proporzioni tra gli elementi disegnati sulla carta e gli elementi in realtà, nella realtà. Per cui, conoscendo il rapporto di scala, noi possiamo andare a misurare distanze reali partendo da misure prelevate sulla carta. Per cui conoscere le diverse scale topografiche e capire come funziona il rapporto di scala è fondamentale. Classico esempio, carta d'escursionismo, la scala è 1 a 25.000, un centimetro misurato sulla carta corrispondono a 25.000 centimetri nella realtà, ovvero 250 metri. Conoscendo questa proporzione possiamo calcolare delle misure sulla carta e riportarle fedelmente nella realtà. Secondo elemento fondamentale da conoscere in una carta è la leggenda. Sembrerà banale, ma la leggenda è quello spazio in cui vengono descritti tutti i simboli presenti nello spazio carta. Leggendo una carta, se non sappiamo che cosa significa un simbolo, che cos'è un colore, andiamo in leggenda e troveremo la spiegazione. Una carta, per essere buona, deve avere una buona leggenda. Difatti tutti i simboli presenti nello spazio carta devono essere presenti nella leggenda e inoltre solitamente in leggenda viene riportato il rapporto di scala con anche uno scalimetro che aiuta a capire per l'appunto il rapporto di scala. Il terzo elemento fondamentale è quello che definisce la tridimensionalità in una carta, che di per sé ha solamente due dimensioni. La terza dimensione di una carta viene data dalle curve di livello o anche definite isoipse. Queste non sono altro che delle linee immaginarie che vengono disegnate sulla carta e che congiungono tutti i punti alla stessa quota. Le isoipse si dividono in isoipse principali e secondarie e la loro distanza è fissa. Solitamente per una scala al 25.000 la differenza di quota tra isoipse maggiori sono 100 metri, mentre tra isoipse minori 20 metri. Anche l'indicazione della differenza di quota tra le varie isoipse la troviamo in leggenda. Le isoipse sono anche importanti perché permettono di andare a leggere la morfologia del terreno, per cui leggendo bene le isoipse posso capire se un versante è più o meno pendente oppure se una valle è stretta a V oppure molto larga. Quarto elemento importante in una carta topografica da escursionismo sono i colori. Una carta da escursionismo solitamente, a differenza delle carte tecniche, è colorata, ha diversi colori. I toni del verde solitamente sono boschi, prati, mughete, colori un po' più scuri sul grigio, sul nero, zone antropizzate, bianco, zone rocciose o ghiacciai. Poi abbiamo i toni del blu per fiumi, laghi e torrenti. E infine colori un po' più brillanti, più accesi, come il giallo, l'arancione e il rosso per i sentieri e le strade. Colori, strade, sentieri, scritte cartografiche, anche tutti questi elementi sono descritti sempre in leggenda, per cui se non sappiamo cosa vuol dire un colore, una linea, andiamo in leggenda e troviamo tutti gli elementi. Importante, oltre al colore, è anche lo sfumo. Lo sfumo è una tecnica che serve a dare sempre tridimensionalità alla carta. Se le isoipse
definiscono la tridimensionalità di una carta da un punto di vista quantitativo. Lo sfumo è una tecnica che dà alla carta una tridimensionalità da un punto di vista qualitativo. Lo sfumo non è altro che un'ombreggiatura che viene data ipotizzando che la carta venga colpita da una luce che proviene da nord-ovest, per cui i rilievi proiettano un'ombra a sud-est. Questa tecnica prevede appunto di scurire le parti a sud-est e aiuta a capire i rilievi. Questi sono proprio gli elementi base che bisogna assolutamente conoscere per iniziare a leggere una carta. Ora effettivamente ce n'è anche altri, ad esempio il reticolo, il sistema di coordinate, il datum, ci sono moltissimi altri elementi. Sono importanti anche quelli, ma diciamo che quelli sono per utenti già un po' più esperti. Per utenti proprio base bisogna conoscere bene cosa significa il rapporto di scala, come funziona e come funzionano le isoipse. Già questi due elementi, più ovviamente i colori e lo sfumo, permettono già di leggere in maniera abbastanza precisa una carta. Poi quello che è importante sono i rapporti tra questi elementi. Uno dei rapporti più importanti nella cartografia è quello che intercorre tra, ad esempio, le isoipse e i sentieri o le strade. Un sentiero che corre parallelo ad un'isoipsa sarà un sentiero praticamente quasi in piano, mentre un sentiero che taglia le isoipse in maniera perpendicolare o comunque con un alto angolo sarà un sentiero in pendenza. Poi, quanto pendente, il grado di pendenza di un sentiero, di un versante, lo si va a valutare con la relazione che intercorre tra le diverse isoipse. Io prendo come riferimento un'isoipsa, ad esempio l'isoipsa dei 1000 metri, vado a cercare quella dei 1100, dei 1200 e vedo quanta distanza intercorre tra un'isoipsa e l'altra. Più le isoipse sono strette, più il pendio, il sentiero sarà ripido, più sono larghe tra di loro, meno pendente sarà il pendio. Conoscendo la distanza di quota tra le isoipse, che è fissa, 20 metri o 100 metri in una scala al 25.000, e misurando con un righello la distanza sulla carta, è possibile calcolare la pendenza di un pendio in maniera abbastanza precisa. Quindi possiamo riuscire a capire se un pendio è del 10, del 20, del 30%. Queste sono solo due delle relazioni che si instaurano tra i diversi elementi della carta, e queste due relazioni sono anche queste, diciamo che sono proprio la base della cartografia, permettono di capire l'andamento di un sentiero e l'andamento di un versante, per cui si può fare delle stime sul dislivello, sui tempi, se sappiamo in quanto tempo percorriamo un determinato dislivello, possiamo capire le pendenze, insomma possiamo riuscire a stimare e a programmare il nostro itinerario andando a leggere questi elementi e utilizzando queste relazioni. In ultimo ti voglio parlare di una cosa molto importante da fare, soprattutto in campo, quando si utilizza la carta da escursionismo, per l'appunto durante un'escursione per capire dove andare o magari per conoscere, per capire il nome di una cima, di un paese, di una valle. Questa operazione, che è l'operazione di orientamento della carta, è fondamentale sul campo. Magari a casa, se stiamo preparando l'itinerario, si può anche evitare, però sul campo la prima cosa da fare è orientare la carta. Cosa significa orientare la carta? È una cosa molto semplice. Il nord della carta deve coincidere col nord geografico, per cui come si fa? Ovviamente per la massima precisione ci vuole una bussola. Si prende la bussola, la si appoggia sul bordo esterno della carta, la bussola ovviamente punta al nord, si ruota in contemporanea la bussola e la carta fino a che il nord della carta non coincide col nord geografico. Ora ti starai chiedendo, ma qual è il nord della carta? Per convenzione tutte le carte hanno il nord verso l'alto, nel lato alto della carta. Come si trova al lato alto? Si guardano le scritte cartografiche. Le scritte cartografiche principali, come i nomi delle cime e i nomi dei paesi, sono sempre scritte ovviamente da sinistra verso destra, cioè da ovest verso est, per cui la direzione perpendicolare ad una scritta cartografica principale indica il nord e, come ti dicevo, solitamente è la parte alta della carta. Se così non fosse, viene indicato in leggenda, ma solitamente è una, diciamo, regola cartografica, il nord sta sempre verso l'alto. Quindi si prende la bussola, si tiene la carta col lato alto rivolto verso la freccia del nord della bussola e si gira tutto il sistema.
Ovviamente questo sistema va bene per chi deve controllare un sentiero, vedere se andare a destra o a sinistra. Se fai navigazione, ovvero tracci una rotta sulla carta e poi la vuoi seguire, devi tenere in considerazione l'angolo di declinazione magnetico, ovvero il nord che indica la bussola, il nord magnetico, non coincide col nord geografico, c'è un angolo, c'è una differenza, la differenza si misura con l'angolo di declinazione magnetica. Se vuoi navigare con la carta, seguire una traccia sulla carta, con la bussola devi tenere in considerazione anche questo angolo. Però qui stiamo già parlando di utenti esperti che sanno utilizzare carta e bussola, goniometro, righello, già utenti più esperti. Diciamo per l'utente medio della domenica è più che sufficiente orientare la carta utilizzando la bussola o magari utilizzando delle montagne che si conoscono. Allora, come già detto, io mi rendo conto che quello che ti ho detto è solo una minima parte, però questo video vuole essere, diciamo, un'introduzione alla cartografia, per cui se ritieni di conoscere poco come funzionano le isoipse, la scala, puoi trovare su internet moltissime informazioni. Tra l'altro ti lascerò di sicuro sotto in descrizione qualche link che parla di questi argomenti. Come ti dicevo, questa vuole essere un'introduzione magari per incuriosirti su certi aspetti, per farti conoscere determinati aspetti delle carte. Ovviamente seguiranno altri video, la questione dei sistemi di coordinate datum, le isoipse, vorrei trattarli in dei video a loro dedicati perché sono argomenti abbastanza anche pesanti che non sono semplici e in 10-15 minuti non posso spiegarteli al meglio. Intanto io spero che questo video ti sia piaciuto e che ti possa essere anche utile. Per oggi mi fermo qua, ti ringrazio per avermi seguito, se hai alcune domande fammele pure sotto in descrizione, noi ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!